Oggi è il 1° marzo. È il 1° marzo. Buon anno! Buon Capodanno a tutti! No, non sono impazzito, vi assicuro che è proprio così. Oggi è Capodanno, perché è l'1 marzo, il primo giorno dell'anno. Ocio, che te conto? Secondo il calendario della Repubblica di Venezia, il Capodanno cadeva il primo giorno del mese di marzo. Coincideva con la fine del periodo più freddo e con l'arrivo della primavera, vero segno del nuovo inizio. Infatti, se contiamo i mesi dell'anno partendo da marzo e non da gennaio, ecco che troviamo traccia in alcuni degli altri mesi. Settembre, 7, settimo mese dell'anno. Ottobre, 8, ottavo mese dell'anno. Novembre, 9, nono mese dell'anno. Dicembre, 10, decimo mese dell'anno e non 12°. Originariamente l'inizio dell'anno era stato fissato il 25 di marzo, giorno della fondazione di Venezia, 25 marzo 421, e secondo una leggenda greca, giorno anche della creazione del mondo. Solo successivamente fu anticipato al 1° marzo e si presume per una comodità di calcolo. A partire dal 1582 fu introdotto anche a Venezia e quindi anche nel Veneto il calendario gregoriano, quello attuale. E per non stravolgere l'ufficiale computo del tempo nella Serenissima, si rese necessario l'utilizzo del termine more veneto, secondo usanza veneta, in modo da non confondere i due sistemi. Facciamo un esempio? Febbraio 2020 more veneto corrisponde al febbraio 2021 del calendario attuale, quello gregoriano. Rimane in uso fino al 1797, anno in cui cessò la Repubblica di San Marco. Quindi non sono impazzito, perché a Venezia e nel Veneto il primo giorno dell'anno non è il 1° gennaio, ma il 1° Buon Capodanno, anzi, buon Caodeano Veneto a tutti! Se ti è piaciuto, condividi il video e metti un mi piace alla pagina.